Mister, batticuore Chievo, no? Nel senso, una partita che sembrava chiusa e che invece in un minuto è stata riaperta. Però è più bello vincere così. Più bello vincere, così magari preferirei evitarlo, ma hanno fatto una partita strepitosa, con qualche sbavatura che ha portato i 2 gol loro e a un finale in sofferenza. Però essere in vantaggio qui 3-0 contro la Varesina non è una cosa da poco. Continuiamo la nostra striscia positiva, sono contentissimo e ora recuperiamo le forze, abbiamo un'altra partita difficile, ma lo spirito è questo qua, insomma, sono contento. È la sesta questa, mister. È la 6ª vittoria, quindi il segnale positivo è che questa squadra non sembra appagata, alle volte sembra che abbia dei ritmi bassi, ma tutto sommato è quasi sempre in controllo nonostante concede campo, ed è la cosa più confortante, perché poi alla fine durante una partita ci sta di andare in difficoltà, però quello che fa poi la differenza è la sicurezza che hanno, e abbiamo un super portiere che nei momenti in cui succede che facciamo qualche errore ci leva le castagne dal fuoco, quindi è molto importante. Ti faccio arrabbiare, ti dico l'ultima. L'Ospitaletto, capolista, ha perso in casa con la Nuova Sondrio. Chi se ne frega o un dato così, un risultato tra gli altri? Ma guarda, ti dico la verità, noi quando siamo andati a Sondrio a giocare abbiamo pareggiato, io avevo l'impressione che era stato fatto un ottimo risultato, perché la Nuova Sondrio mi è sembrata una squadra ostica, quindi siamo lontani dalla vetta, è inutile pensare di poter scalare puntando la prima, noi dobbiamo puntare la partita successiva, recuperando le forze e cercando di mettere in campo quello che si è visto oggi, che è soprattutto uno spirito importante.